Sono stati assegnati ieri i premi Donna Scienza e Donna Scienza Giovani. Vediamo allora a chi sono andati questi riconoscimenti con Maria Valeria Vendemia. Questo premio non è solo mio, ma è di tutti i giovani e le persone con cui ho collaborato e con cui collaboro, perché la scienza non si fa da soli. È lei, Micaela Morelli, la vincitrice della seconda edizione del Premio Donna di Scienza 2020, neurobiologa e prorettrice alla ricerca dell'Università degli Studi di Cagliari. Il premio, promosso al Festival Scienza Cagliari, è bandito col patrocinio dell'Università degli Studi di Cagliari e di Sassari, dell'INAF Cagliari, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dell'Istituto di Neuroscienze del CNR di Cagliari. Il riconoscimento è nato con la finalità di elogiare ricercatrici, insegnanti e professioniste che abbiano contribuito a dare prestigio alla Sardegna in campo scientifico. Quest'anno si affianca al premio Donna di Scienza Giovani, che è assegnato alla più giovane e meritevole tra le ricercatrici cagliaritane aspiranti al premio, elargito dall'assessorato alle pari opportunità del Comune di Cagliari. A vincerlo Raffaella Mulas, matematica con dottorato al Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences. Quello su cui lavoro io in generale è la teoria dei network, quindi la teoria delle reti, che conosciamo tutti, soprattutto adesso che c'è una pandemia, sappiamo tutti come funziona, cosa succede quando delle persone entrano in contatto e poi si contagiano.